Dunque siamo sempre in linea per quanto riguarda la chiesa di San Lorenzo Lorenzo di di Silano, Silanus, che si trova nel paese di ascrivibile Silanus. al XIII secolo. Adesso il nostro storico Francesco Carta Autore, ci autore del mostrerà modellino, il modellino che ha costruito le sue mani di falegname esperto, artigiano. artigiano Co- esperto. Allora, vedete qua, adesso solleviamo le due falde del tetto. Queste sono le due falde che formano la copertura della chiesa. Osservate la sua struttura in legno di balsa, che è un legno leggero, malleabile, facilmente lavorabile. E queste sono le due ante che possiamo appoggiare momentaneamente qua. Intanto vedete che sotto le due falde di copertura abbiamo la serie di capriate, perché sono le capriate che sostengono il tetto a due falde. Estraiamo anche in questo caso le capriate. Estraiamo le capriate, vedete quante capriate ci sono? Ce ne sono una, due, 3, 4, 5. 5 capriate che fanno da struttura portante a tutta la copertura. Togliamo le capriate, le appoggiamo anche queste qua vicino e osserviamo l'interno. Come potete vedere, anche l'interno è costruito nei minimi particolari. Possiamo osservare attentamente le pareti interne. Vediamo l'abside, per esempio, con il suo catino, l'altare sopra il presbiterio leggermente sollevato con due gradini. Vedete la feritoia al centro dell'abside, vedete, col catino che è la parte chiara. In alto potete vedere qui la finestrella cruciforme che illumina l'interno ed è una finestra tipica appunto della struttura della chiesa romanica. Guardiamo, intanto osserviamo sempre l'interno verso la facciata, osservate nella facciata a destra e a sinistra dell'ingresso principale due semicolonne reggono l'acquasantiera. Continuiamo la rotazione e vedete su questa parete gli affreschi che adornano la chiesa. Gli affreschi sono ascrivibili al XIII secolo, quindi sul finire del XII, inizio del XIII, artigiani, pittori probabilmente di scuola tosco-laziale hanno operato in questa chiesa. Continuiamo l'osservazione dell'interno, guardando con cura nei minimi particolari la sua struttura, e adesso facciamo un'ulteriore operazione perché in questo momento possiamo estrarre il pavimento della Voilà. chiesa. Togliamo il pavimento della chiesa e dividiamo quindi gli elementi di questo modellino. Abbiamo il tetto a due falde, abbiamo le capriate, il pavimento con le acquasantiere che corrispondono alla parte sinistra e destra dell'ingresso, l'altare nel presbiterio con due gradini al di sopra del pavimento, e possiamo quindi osservare la chiesa anche da sotto, quindi da un'altra prospettiva. Guardate l'abside, la sua monofora al centro, guardate gli affreschi su questa parete, guardiamo ancora la parte interna della facciata con l'arco di scarico riportato anche verso l'interno e addirittura il disegno degli archetti pensili interni. E poi ancora osserviamo questa parete. Vi vorrei far notare soprattutto queste due monofore, una centrale e una verso il fondo, con la strombatura verso l'interno. Vedete che il taglio obliquo dello spessore della muratura nelle monofore, una e due, questa apertura verso l'interno fanno sì che la luce che va all'interno della chiesa si trattenga dentro la chiesa più a lungo, proprio per il raggio
che si crea nella rotazione per tutta questa. Abbiamo quindi potuto osservare nella sua completezza il modellino architettonico della chiesa romanica, che è uno strumento didattico molto utile per capire in sé che cosa sia un piccolo gioiello dell'architettura romanica in Sardegna, che anche se nella sua scala ridotta conserva tutti gli elementi caratteristici dell'architettura medioevale della Sardegna. Attenzione, siamo medioevo, siamo in età romanica, abbiamo l'arco a tutto sesto, ma ricordatevi che siamo in Sardegna, quindi il nostro stile romanico regionale è di derivazione diretta dai pisani, dai lombardi e anche dai genovesi. Ringraziamo il professor Carta e ricordiamo dal punto di vista tecnico che è stata utilizzata una macchina particolare che rende le immagini a 360 gradi. Quindi ci sono errori tecnici, sono tipici della macchina. E sono stati eseguiti da Salvatore professore Loi. Per cui il responsabile degli errori tecnici Salvatore Loi.